Amore, dammi qua. Madonna, non mi sembra vero. Dai che siamo arrivati. Mangiamo Grande. subito. Aspetta. Bravissima. Brava Gia. Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo sulle Dolomiti Friulane. Allora, più precisamente siamo arrivati al rifugio Pordenone, abbiamo parcheggiato lì, famoso per il campanile di Val Montanaia. Prendiamo la Val Meluzzo, sentiero 361, e andiamo verso il bivacco Marchi Granzotto, uno di quei bivacchetti rossi, sapete, dentro gli anfiteatri attorniati da montagne stupende. Buona visione! Buona visione! Siamo a Pian Meluzzo 1179 e vediamo un po' dove andiamo oggi. Beh, intanto andiamo a Casera Meluzzo 361. Sì, questa è la strada che facciamo oggi. Rifacciamo, dove siamo Salta! e dove andiamo? Insomma, dire, mi sei cascato io, bravi. Bravissima. La prima parte del sentiero parte subito su Sassaia, già detto che è un percorso Kneip praticamente. E Posso fare una citazione? cita. Roberto, so che guardi il video, mi ricordo che tu l'hai fatto in ciabatte infradito perché ti davano fastidio i sassi. Ciao Roberto. Oggi è il 31 di... È 31 oggi o 30? Ma cosa stai dicendo? Ma è Halloween, quindi? È il 30, il 30. Ah, il 30, sì, è lunedì. Orco, melma. Pensavo fosse secca. Invece il terriccio è umido. Allora è il 30 di ottobre. Siamo alle porte di novembre. Oggi c'è il cambio dell'ora, quindi farà buio presto. Oggi volevamo partire, diciamo, alla solita ora, quindi arrivare qua molto presto, invece no, abbiamo dormito un'ora in più. E scesi dall'auto, c'erano 11 gradi e poi parleremo anche un po' di questo meteo pazzo di quest'anno, perché le temperature c'è qualcosa che non va. Allora, qui arriviamo a Casera Meluzzo. Adesso diamo un'occhiatina veloce. Arriviamo qui a Casera, diamo un'occhiata alle porte. Si apre. Allora, stanzina vuota, c'è un comodino. È caduta una roba da sopra. Vai già. Andiamo a vedere di qua. Qui è chiuso a chiave. Qui invece c'è la sicura. Ora apri tu. Vai. Amore, dammi qua. Abbiamo aperto. E qui c'è buietto, però c'è un caminetto di sdrai, tavolo da briscola, cucina e di là si vede qualcosa, 3 brandine, quindi un bel ricovero di emergenza. Non fare fuoco nel caminetto, è rotto e il camino prende male. Quindi non usate. Andiamo. Sì. Adesso richiudiamo bene e abbiamo aggiustato la maniglia naturalmente. Ma sono troppo potente. Troppo potente, amore. Troppo potente. E andiamo avanti per di qua. Passo del mousse. Ah sì, andiamo per sempre 361 da questa parte. Giù di là. Quindi adesso continuiamo sempre per il 361, continuiamo a
seguire questa vagliata e andiamo verso un altro capanno baito che adesso mi sfugge il nome, ma ve lo scrivo qui. Allora, qua c'è una super luce, adesso vi faccio vedere. Che roba, fatti fotina. Arriviamo a un incrocio. Allora, si vedrà? Non si vede niente. Ok, ve lo dico. Allora, abbiamo fatto 2 km, 50 metri di dislivello, siamo messo a 1195. Comunque al cartello qui giriamo a sinistra sempre per il 361. Prossima tappa, Caserutta dei Peccoli, insomma, di là. Adesso qui questa specie di forestale sembra finire, dobbiamo attraversare qua il letto del fiume e vediamo gli omini che ci segnano la strada e anche dei segneti sugli alberi. Infatti ce n'è uno anche là più avanti. Bene, segnato bene. Allora, qui notiamo che hanno messo un albero lì per sbarrare la strada, per dire che non si va di lì, e lì c'è il pallino rosso e degli omini, quindi seguiamo già, che ne sa. Ok, abbiamo fatto un bel pezzo qua sul gravone e adesso abbiamo visto qua questo bel sasso, ho scritto 361 Freccia e comincia il sentiero, quindi adesso entriamo di qua. Allora siamo a 3 km e 6, 1282, 114 di dislivello fino adesso, 58 minuti. Allora, qua l'ambiente è cambiato completamente. Eravamo sul letto del fiume, sassoni, adesso qua siamo nel bosco pieno di foglie, proprio in pieno autunno. Stupendo, bellissimi questi sentieri in cui cambia l'ambiente varie volte, no? Così non ti annoi mai. Bellissimo, guardate che roba. Wow, siamo sbucati da lì, quindi stiamo facendo un attraversamento qua e poi il sentiero procede di qua verso quel sole lì. Qua arriviamo, vediamo dei cartelli, una casettina, diamo un occhio. Era 4 km e mezzo, 1 ora e 22, 200 metri di dislivello giusti e arriviamo. Qua c'è un sacco di cartelli. Allora, qua siamo alla casera Peccoli, che è quella là che adesso andiamo a vedere, la fotina, e adesso prendiamo il 3,59 per il bivacco Marchi Granzotto, che è su di là. Adesso proseguiamo da questa parte e il casetto lo diamo un'occhiata venendo giù. Comunque è vuoto, è solo un tetto e un riparo,
dove rifugiarsi, nel senso che la porta è aperta, è tutto aperto, insomma. Open, free. Vi faccio vedere da dove arriviamo e com'è. Pende tantissimo, però è su sasso erba, quindi non male, ma pende proprio tanto. Bello. Dove vai? Gira lì. Seguo già, se no la prendo più. Era già paonazza. E invece tu fresco come una rosa, vero? E io fresco come non lo so. Allora, qua abbiamo visto che c'è un bel ghiaione, ho preso paura subito, invece lo attraversiamo. Sembra, vero? Sì. Sì, sì. Questa variante per il Marchi Granzotto fino adesso bellissima, cambia sempre il panorama, anche nel bosco che abbiamo appena fatto, ripidissimo, un po' ci sono gli aghi, un po' le foglie, bellissimo. Adesso un po' di sasso, poi ancora bosco. Comunque gli alberi cominciano a scarseggiare, siamo a 1590. Seguiamo già. Allora, abbiamo lasciato la riga degli alberi, abbiamo passato qua un po' di mugo, venuti su da qua, lì sulla parete corre giù dell'acqua e adesso finalmente c'è arietta e si va in questa direzione. Super panorama, c'è aria adesso, freschetto per qui. Adesso sembra che si vada super qua. Cioè, c'è un doppio segno in verità. Si apre un pezzo quasi dritto qua e si apre un super panorama. Wow! Mancano meno di 200 metri di dislivello, dovrebbe essere lì sopra dove c'è il sole. Bivacchetto, fatica assoluta, ma tranne quel pezzettino lì che era un po' tecnico, il sentiero è lungo, pendente, ma molto facile, ben segnato, non abbiamo mai sbagliato, possibile sbagliare. E facciamo l'ultimo strappetto che abbiamo fame nera. Si apre una super vista, adesso siamo all'ombra, ma guardate là, che figata. Qui si arriva in un anfiteatro, bello a dir poco, e là sopra si vede il bivacco, là, circa. Ultimo pezzetto, che roba. Adesso il sentiero segue di qua, dovrebbe andare su di qui e poi di qua. E siamo arrivati. Siamo arrivati. Freccia al contrario. Amore, bravissima. Commento al fiatone. Dammi da mangiare. Ci mangiamo subito. Super bivacchetto. Arrivati. Oh, arrivati al bivacco Marchi Granzotto. Guardate qua. Allora, 3 ore e 40, 990 di dislivello, 7 km e 700 e siamo a 2129. Sì,
Qua dice 2002, ma si è un pelino più bassi. Apriamo. Oh, super, c'è nessuno. Allora 12 posti letto? No, sì. Entriamo, c'è caldissimo dentro, sono delle ciabatte. Qua c'è del Knorr. Ah, non c'è l'acqua qua, mi sembra. Finestrelle. E già fuori, guardate il panorama che si apre da qua. Madonna, non mi sembra vero. Dai che siamo arrivati, mangiamo Grande. subito. Aspetta, bravissima, brava Gia. Ecco qua numeri di prima. 3 ore e 45, adesso sta passando del tempo. 7 km 700, 992 dislivello positivo. Là, ma che roba c'è? Allora, là sopra c'è la Forcella del Leone, si può arrivare anche di là, da Rifugio Pordenone. Invece siamo arrivati da sotto. Bivacchino Tour, ci sono 6 e 12 posti letto. Panorama fenomenale, il sole è lì dietro. Lì si vede bene questa cima. E questa. Allora riprendiamo da distante. Allora abbiamo il paninetto. Cosa c'è dentro? Gorgonzola, pere e noci. Mamma mia, ma cos'è? Spettacolo. Gorgonzola piccante. Ciao. Ok, poi vi spiego l'idea del panino, che c'è tutta una mentalità dietro. Adesso vi mangio e poi vi spiego. Ok, caffettino pronto e buon caffè. Qua mentre bevo il caffè siamo qua nel bivacchetto e vi spiego il discorso dei panini. Allora, quest'anno è stato un anno molto particolare, nel senso che siamo alle porte di novembre e a casa abbiamo ancora 25 gradi. E qui adesso qua sopra c'è freschino, abbiamo fatto 1000 metri di dislivello, ma giù c'erano 11 gradi, quindi è un autunno caldo molto prolungato. Solitamente in questo periodo qua già c'è la neve e si fanno i sentieri della neve. Avendo più tempo, quindi questo autunno molto prolungato, stiamo facendo dei bei giretti lunghi, nel senso anche oggi saranno 15-16 km in totale con 1000 metri di dislivello. E quindi non possiamo portarci 18.000 pentole di cibo pesante, zaini grossi per fare tutto questo dislivello in giornata, anche perché alle 5 è notte. E quindi prendiamo il paninetto, ce lo prepariamo da casa per avere una roba, lo zaino più leggero. Siamo in versione molto light, perché altrimenti 1000 metri in giornata partendo da casa, arrivi qua, fai 1000 metri, torni giù di altri 1000 per ritornare a casa, troppo faticoso. Quindi questo è il motivo per cui vedete che in questi ultimi video stiamo mangiando in rifugio, come abbiamo fatto a Cima d'Asta, o prendiamo un paninetto. Comunque tra poco torneremo a fare i giretti con super cibo, abbiamo già delle ricette in mente. Poi diteci anche voi cosa ne pensate di questo autunno prolungato, cosa si può fare in questo periodo, e se su trekking lunghi così, insomma, dove c'è tanto dislivello, può andare bene il paninetto, o vi portate via lo stesso quintali di roba. Noi ci siamo sempre portati via dei quintali di roba, però per fare robe così, per non arrivare su morti, insomma. Dopo ci arriviamo lo stesso, ma non ci godiamo il panorama che... cioè... è un silenzio. Non ci sta neanche tutto. Non ci sta neanche tutto. Allora adesso abbiamo dato una pulitina per terra, spazzato un po' il bivacchetto, torniamo in giù per la stessa strada, però vi faccio vedere
adesso che abbiamo visto com'è il percorso, l'unico pezzetto un po' difficoltoso, perché è tutto abbastanza semplice. Ghiaione ce n'è pochissimo, è quasi tutta erba, quindi veramente top. E c'è un pezzettino esposto e un pezzettino sdrucciolevole. E adesso ve lo faccio vedere perché non le ho filmato nella salita, ve lo faccio vedere adesso andando in giù. E cominciamo la discesa perché sono le 2:30 e alle 5 c'è buio. Abbiamo le torce dietro, spoiler. Spoiler. Andiamo, cioè qua sempre anfiteatro. Allora qui dietro c'è il sentiero per andare al rifugio Pordenone. Se invece fate qua un paio di forcelle potete andare addirittura al campanile di Val Montanaia, che vi metto il link qua sopra, e siamo già stati. Super come si dice, icona delle Dolomiti friulane. Qua in questo sfondo, cioè, fenomenale. Volevo far vedere che abbiamo dei calzini nuovi. Dite, ma che ce ne fregano i calzini? Perché è la prima volta, un attimo che mi giro, che abbiamo dei calzini da trekking, perché abbiamo sempre avuto i calzini della Decathlon, che insomma diciamo che sono calzini normali. Diciamo che è la prima volta che i nostri piedi stanno bene a fine 1000 metri. Ci abbiamo presi i calzini, cos'è? Della Oxigo. Che e tra l'altro sono dei trentini, guardate che carini. Sì, bello è avere dei prodotti fatti in Italia da aziende di queste parti, perché così invece di comprare cinesate. E questi sono calzini da trekking, quindi finalmente abbiamo dei piedi messi in maniera normale. C'è una compressione graduata, quindi in teoria il piede non dovrebbe gonfiarsi e la circolazione dovrebbe essere migliore. Influencer. Ve lo diciamo a fine trekking, sono super curiosa, però già adesso ho tolto le scarpe un secondo, erano già asciutti. Numero 1. E nessuna vescica. Arrivando dal calzino Decathlon, quello è il primo prezzo. Quindi super top. Allora qua adesso faccio una fottina perché sono venuto qui per farla, poi è arrivata già a parlarmi. E vi faccio una panoramica fottina e poi torniamo qua. Perché è bello, ci viene a star qui sempre, però fa buio tra poco. Andiamo. Amore, qual è il problema di questo bivacco? Che non si vuole più tornare indietro. Una bomba, uno spettacolo, una bomba. Niente da invidiare secondo me al fratellino di là, quello sotto il campanile. Bellissimi entrambi. Allora siamo qui vediamo che c'è una specie di qualcosa dell'acqua, là sopra sentiamo un rumore, andiamo a fare un po' di acqua perché siamo assenza, abbiamo assenza di acqua, insomma, siamo senza. Siamo a secco, volevi secco. dire. Vado lì su a fare acqua adesso. Allora, mi ho preso l'acqua e ci ho attaccato sopra il filtrino, link in descrizione, Sawyer per filtrare l'acqua, perché qua dicono in Friuli che si può bere acqua, ma noi filtriamo lo stesso. Quindi lo metto nello zaino già così, poi bevo direttamente dal pippio. Lì sono tutti là dove c'è quell'albero verde piccolino con la macchietta. Sì. Che c'è tranquillo. Stanno brucando. Allora, questo è il punto che vi dicevo prima. Da qui, questo pezzetto qua, qui, e arriva proprio fino a qua. E questo è l'unico un po' più difficile dell'escursione. Già detto super autunno, che questo qua sotto, guardate qualche roba. Che luce. Speciale. Allora è quasi finito quel pezzo brutto. E dopo c'è un pezzettino anche esposto che poi vi faccio vedere. Ecco, qui siamo
nel punto che vi dicevo prima, che è un po' esposto, nel senso che una volta che siete lì, che bisogna andare là, vedete insomma, che si va giù dritti, e se uno soffre di vertigini potrebbe infastidirsi un po', e dovrebbe essere l'ultimo pezzo difficile, poi da lì ritorna a essere semplice, solo pendente, insomma, cioè dobbiamo andare giù là. Ecco, vado giù con Jack. C'è un super giallo autunnale in questi larici. Continuiamo a scendere. Che spettacolo. Jack beve e super parete, roba. Allora, notare qua il tramonto, che bellezza. Guardate tutti gli alberi qua, c'è proprio l'autunno e restiamo a bocca aperta. Guarda qua. quei 5-6 là sul pendio a destra. Allora, facciamo un zoom dove dice già questi. Ma che roba. Un'altra cosa bellissima di questo itinerario è che Non oggi c'è nessuno! non abbiamo trovato nessuno oggi, vanno tutti dall'altra parte, vanno tutti al campanile di Val Montanaia. Il parcheggio era pieno. pienissimo. No, non ho fatto riprese al parcheggio, ma era veramente pieno. E sono andati tutti per via perché qua non c'è nessuno. Ci sono 1000 altri sentieri. Benissimo, andiamo giù, andiamo dal baitino a Caserotte Peccoli. Allora, c'è qualcuno che sta scendendo là dalla Baricca, che è un altro sentiero che volevamo fare. E adesso andiamo a vedere quello che vi ho detto stamattina. Qua, Peccoli. E intanto siamo a 11 km qua. Allora, già vediamo che c'è dell'apertura, un po' di legna dietro. Là c'è l'autunno. E vabbè, difficile stabilizzare sto pezzo. Non c'è neanche bisogno di bussare, è tutto aperto, odore di legna. Si fa il file direttamente. Oh, questo secondo me è carino d'inverno, quella neve. Ti metti intorno, fai il fuoco e speri di non attaccare fuoco a tutto. Questo è Caserutta dei Peccoli, dai Pecchi, simbolo qua Dolomiti Friulane. E già che arriva. Allora, abbiamo fatto una piccola merenda, piccola insomma, tutto quello che avevamo nello zaino. Ma no! Stavolta abbiamo avanzato un sacco di cibo. Sì, 2 barrette e frutta secca, 2 pocket coffee, 2 pacchetti di cracker. adesso li mangiamo facendo l'ultimo pezzo. Fame nera che non voglio star qui a mangiare delle ore. Comunque c'è gente lì che fuma. Boh. E c'è un panorama, però hai fatto vedere il panorama. C'è. Ho fatto su la foto, mi sa. Infatti. Aspetta che mi giro. Che roba. Mica dei personaggi. Se noi ci avviamo prima di averli in groppa. Certo, partiranno quando passiamo noi, vero? Di solito sì. Comunque partiamo che adesso c'è quasi buio. Siamo pronti a torciare. Allora, da qui 1 ora e 20 a macchina, giusto? Giusto? Via. Allora, la macchina fotografica ci vede di più di noi, sembra che ci sia ancora chiaro, invece c'è buio. Tra poco torcine. Allora, abbiamo finito qua il pezzo di bosco, quindi c'è un pelino più luce. Andiamo avanti un altro po'. E abbiamo l'acqua. E adesso un pezzettino di letto del gravone del torrente. Quindi com'è? Ghiacciolo!
Mamma mia, non si resiste da... Siamo a livello torcia. No, c'è quella macchina fotografica. Omino. Si va. Quasi improponibile la faccia. Adesso inizia i nostri trekking più o meno sempre così, finiranno sempre in torcia. Però già. C'era... Dove sei? Buonasera. E ho anche gli occhiali che fanno riflesso, insomma, un sacco di robe. E siamo quasi alla macchina. Sì. Siamo arrivati alla macchina, non so se si vede, quella lì. Un attimo, scusa. 15 km, fammi luce te, anzi facciamo così, vediamo. Caro mostro. Allora, 15 km, 300 metri, 1017 di dislivello positivo, 7 ore e 47 totali. Che pettinà? Oggi pettinata top. E soprattutto la gente che va in questi bivacchi qua di solito dorme lì e noi invece facciamo in giornata, andiamo e torniamo, quindi mi sento bravo. No? Supereroe? Supereroi. Benissimo, vi salutiamo, vi diamo appuntamento alla prossima escursione, avventura ormai, perché adesso sarà torcia ogni volta che è cambiato di ora. Ciao!